Sono contento perché sono in un ambiente tranquillo e ho trovato degli amici, ho trovato dei responsabili amici. Mi chiamo Monica, ho 46 anni, sono nata a Napoli, lavoro nella cooperativa Sentiero di Arianna. È il primo giorno, quando sono entrato qua, che ho ricominciato dopo quasi 3 anni che non lavoravo a lavorare, è stata veramente una bella cosa. Non le vedevo giuste le cose, invece dopo ho scoperto che non serve arrabbiarsi e stare calmi e parlarci con le persone. Allora, la mattina mi alzo, scendo, prendo la corriera, vado a casa, in fabbrica a lavorare. Mi piace fare perché mi dà emozioni. E c'è tanto che ci sono, non tornerei mai indietro. Faccio varie mansioni, lavoro nei pulvini come accompagnatrice e poi anche nelle mense e poi in un B&B. L'unica strada che ho avuto è stata appunto dal consorzio. Ho la possibilità di vivere, di mangiare e di andare avanti. Quando arrivi a casa la sera dici cavolo, sono stanco ma ho fatto qualcosa. Questo per un uomo è una cosa determinante, è un punto di partenza, assolutamente. Per me il lavoro è molto importante. La cosa più bella è che quando ti danno la fiducia e ti trattano come una persona che tu quella cosa lì, quell'obiettivo lì riesci a farlo lavorando, tu lavori ancora meglio, più sereno. Così si impara tante cose, tipo impari a cucinare, se non sai cucinare, dove sono sto bene, non sono da solo, sono in compagnia. Perché la gente mi riconosce per nome, mi saluta, mi parla volentieri, scambia un po' anche di tante cose, si parla. Certo non sto tutta la mattina a parlare perché lavoro anche. Vice Ministro, lasciamo un attimino le tante problematiche, diamo un saluto al gruppo Tassano a questa bella esperienza che abbiamo a Sesti Levante. Credo che sia un'esperienza importante, un'esperienza da condividere anche con le altre province della regione e non solo. Penso che integrare le persone e farle sentire utili e diventare una parte utile anche di un metodo di costruire un modo diverso, anche di fare un senso di comunità vero e compiuto, sia in questo momento un messaggio importante da dare, al di là delle difficoltà magari che ogni tanto anche questo tipo di progetto incontra. È un bellissimo progetto e sono assolutamente orgoglioso da ligure che sia nella nostra regione. Sono capace a tirar fuori nelle difficoltà delle vie, no, di apertura e di sostegno a tante persone. Assolutamente, e soprattutto la cosa bella, come dicevo, è includere veramente le persone e non farli sentire qualcosa di diverso e trovare il modo di valorizzare ognuno e farli diventare parte di una società che cresce e si cresce tutti insieme. Grazie, ringraziamo il Vice Ministro. Facciamo fare un saluto al Sindaco di Sesti Levante che ha già ricordato il valore del gruppo Tassano in questa occasione alla presentazione del bilancio sociale. Sì, è un grandissimo valore per il territorio, oltre come esperienza sociale, di reinserimento sociale per centinaia di persone, anche proprio come produzione di valore economico, perché dà modo a persone con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo di trovare collocazione e quindi di rendersi anche autonomi come economicamente. Ecco. E poi anche per la collaborazione costante che con i comuni, con i distretti sociali del Tigullio continua da tanti anni nella progettazione di servizi sociali di qualità, quindi davvero una grande realtà. Dunque un ente, il gruppo Tassano, che ha Sesti, ma non solo per Sesti, abbraccia un grosso territorio. Sì, direi che è centrato su tutto il Tigullio, ma va anche oltre, va insomma nello Spezzino e in altre realtà, per cui è diventato sempre più esteso proprio per la sua capacità di saper progettare i servizi, di saperli gestire e quindi è diventato un partner importante per tante amministrazioni pubbliche. Grazie, ringraziamo il Sindaco di Sesti Levante Valentina Ghio. Ci tuffiamo in Europa allargando lo sguardo, no? Un'esperienza come il gruppo Tassano può avere un seguito non solo nel nostro locale, nella piccola Liguria o anche fuori Italia.
Certo, io devo dire che ho conosciuto il gruppo Tassano nel suo lavoro in questi anni, l'ho portato a Bruxelles, abbiamo partecipato, io sono parlamentare vicepresidente dell'Intergruppo Disabilità e quindi seguo da vicino molti temi, soprattutto quelli dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità e svantaggiate, e il lavoro del gruppo Tassano l'ho portato a Bruxelles in un incontro che abbiamo fatto l'anno scorso con altre realtà che si occupano delle medesime finalità per capire come far crescere queste buone pratiche, come il gruppo Tassano è per la nostra Liguria. Una realtà che va sostenuta. Io credo che anche per la prossima programmazione dei fondi europei, dei fondi strutturali, quelli che poi le regioni vanno a utilizzare, che vengono decisi in Europa, bisogna rafforzare la dimensione dell'inclusione sociale. Io me ne sto occupando da relatore del Fondo Sociale Europeo. Credo che quando si va a includere le persone, soprattutto in un contesto di lavoro e di integrazione nella comunità, si crea valore per tutti, perché si creano persone che creano sviluppo e positività per il mondo e per la società in cui vivono, e non sono persone che diventano un elemento di freno anche per loro stesse, diventano integrate davvero. E quindi il lavoro del gruppo Tassano da questo punto di vista io credo sia davvero straordinario, va sostenuto a tutti i livelli e credo che possa davvero essere un esempio anche per sviluppare ulteriori esperienze di questo tipo in Italia e in Europa. Dunque anche il titolo di questo convegno, di questo appuntamento annuale, il lavoro che genera valore, proprio si addice bene. Assolutamente, sono molto chiare anche a livello europeo dagli studi che abbiamo fatto anche con le associazioni che si occupano dell'integrazione delle persone svantaggiate, delle persone con disabilità. Creare lavoro per queste persone significa non solo fare un'azione di solidarietà, di umanità, ma significa anche creare una migliore economia e un migliore sviluppo per il territorio, perché si tratta di sottrarre le persone alla semplice assistenza e trasformarle in attori attivi di cambiamento per loro stessi e per l'intera società. Quindi invito anzi tutti a conoscere, a visitare di persona la realtà del gruppo Tassano, perché credo che possa dare un sacco di spunti e utilità anche per il pensiero di ciascuno e nel mio caso per il mio lavoro di parlamentare europeo, oggi impegnato nel lavoro sui fondi sociali e per il lavoro. Quindi davvero un'esperienza da far conoscere, da diffondere, come ho cercato di fare anch'io da Bruxelles. Il significato della redazione del bilancio sociale. Scrivere un bilancio sociale è sempre un percorso, un mettersi in gioco, è una sfida, e non significa unicamente fare una fotografia delle attività che vengono svolte, degli impatti generati, ma è un momento che permette alle cooperative, alle imprese sociali di riflettere e pensare anche agli obiettivi futuri, a qual è l'impatto e il valore generato oggi e a come poter migliorare in futuro. Il bilancio sociale in questi anni, siamo al secondo anno con il gruppo Tassano, si è veramente rivelato uno strumento per creare comunità e riflessione. All'interno delle pagine infatti troveremo non solo i dati relativi all'impatto economico, la dimensione economica e anche a quella sociale, ma vedremo le storie, i volti, i nomi delle persone che ogni giorno vivono e lavorano all'interno del gruppo Tassano. Questo è fondamentale perché permette nel medio e nel lungo periodo di sviluppare quella che noi chiamiamo una consapevolezza interna, quindi avere ben chiara qual è la mission, quali sono gli obiettivi, in che modo generare valore. Dunque non è solo un bilancio di numeri, ma un bilancio soprattutto di persone. Sì, non è sicuramente un bilancio che si limita al mero dato economico, ai numeri. È un bilancio capace di raccontare anche nel profondo e anche in maniera sfidante le storie e le vite dei lavoratori del gruppo Tassano. In che modo si genera valore anche sul nostro territorio? Quest'anno il bilancio si è focalizzato sull'impatto sociale degli inserimenti lavorativi e questo ci ha permesso di ricercare e indagare attraverso un processo di analisi di 8 mesi come il gruppo Tassano riesca a generare valore per il territorio. La ricerca ha dimostrato come per ogni euro investito dal gruppo Tassano negli inserimenti lavorativi
il territorio ne benefici per un valore tra i 2 e i 2,50 €. E questo è molto importante perché permette ai propri lavoratori e a tutta la dimensione delle realtà del gruppo Tassano di generare valore per la comunità, di creare risparmi per la pubblica amministrazione e di dare anche nuove opportunità di reddito, di vita, di socialità ai lavoratori. Valorizzare chi ha avuto meno opportunità è la grande mission del gruppo Tassano. Valorizzare i lavoratori svantaggiati o chi si è trovato in situazioni di disagio, di difficoltà, di svantaggio è sicuramente uno degli elementi chiave della mission del gruppo Tassano. E quest'anno nel bilancio e nella valutazione dell'impatto che ne è scaturita, questo è stato il focus, il tema principale. Infatti per un lavoratore essere inserito in una dimensione come questa non significa unicamente ricevere un reddito, avere uno stipendio a fine mese. Significa crearsi una comunità, intessere delle relazioni, avere e creare nuove amicizie con i propri colleghi e con i propri responsabili. E significa soprattutto ottenere stabilità. Questo è un elemento che molto spesso manca in altre realtà, in altri contesti, in una situazione di transito, ma che per persone con fragilità o svantaggi è sicuramente un elemento decisivo. Qual è l'esperienza di un consulente che, come Michel, che ha lavorato a costruire questo bilancio sociale e con tutte le relazioni? Sicuramente anche come consulenti questa esperienza è stata stimolante e arricchente anche per noi. Ci siamo trovati fianco a fianco con i lavoratori, ma anche con i responsabili, con i dirigenti. Abbiamo passato giornate, a volte anche notti intere a lavorare, ad analizzare dati e ascoltare storie, molte anche toccanti e personali, delle persone che si sono volute aprire e confidare con noi. Questo è fondamentale per andare oltre quella barriera fatta solo da numeri, statistiche, tabelle che molto spesso sentiamo nei media o leggiamo sui giornali. Andare alla dimensione personale del racconto e capire in che modo veramente gli inserimenti lavorativi possano incidere nella vita delle persone e possano realmente donare una seconda opportunità. La sua testimonianza oggi è che bisogna lavorare sempre con il sorriso. Sì, perché conviene, perché alla fine sei più contento tu e fai felici gli altri. Il sorriso che viene dal fatto che vedi l'altro e anche il lavoro come un'opportunità di poterti donare e questo ti rende felice. E ognuno se la spiega come vuole. Chi crede di credere pensa che sia Dio che ti dà questa forza. Chi crede di non credere pensa che sia la coscienza e la realizzazione. In ogni caso conviene andare incontro all'altro perché noi siamo fatti per amare. Ognuno si può dare la spiegazione che vuole. La nostra associazione AIPEC è un'associazione volutamente laica, quindi non confessionale, apartitica, non legata su un partito, ma dove mette alle basi dei principi che sono per la fraternità, che sono per tutti, per chi crede di credere e per chi crede di non credere. Ecco. Ma in questo mondo dove si vuole sempre il massimo e di più, come si fa a lavorare così? Eh sì, basta pensare all'altro, noi dobbiamo sempre pensare all'altro, quindi il massimo, prima devo misurarmi con l'altro, se c'è una persona infelice non va bene. Infatti l'economia di comunione deriva nell'ambito dell'economia civile, che tra l'altro è un made in Italy, è nata nel 1753 da Antonio Genovesi, che aveva lanciato l'economia civile, che ne parlavano i nostri docenti, dove si puntava alla felicità pubblica, a un bene comune, a differenza dell'idea dell'economia politica nata da Adam Smith che ha portato al capitalismo attuale, dove si puntava ognuno era per sé, non si puntava a un bene comune, perché c'era sì il mercato metterà le cose a posto, però adesso la realtà sta facendo capire che questo modello, che allora per tanti versi è andata bene, oggi non è più adatto. Dobbiamo tornare a scoprire il Made in Italy nell'economia civile, dove l'economia di comunione, detta dai docenti come Zamagni, Bruni, Becchetti, è una delle più complete realizzazioni dell'economia civile. Questo si può realizzare anche in una piccola azienda. E certo, anzi, noi conosciamo dalle piccole aziende, dall'artigiano alle multinazionali che stanno già sperimentando, che funziona e oltretutto anche dal punto di vista economico dà dei vantaggi perché la persona è più felice, sia che chi lavora, sia chi lo riceve il cliente, anche il concorrente. Col concorrente riesce a stabilire un rapporto di collaborazione, non di... anche perché si basa sui principi dell'economia civile
che diceva, a differenza dell'economia politica che si basava sul principio homo homini lupus, io non sono un docente però l'ho imparato da loro, dove si dice ogni uomo è un lupo con l'altro uomo. Certo che se tu parti da questa idea, che ha portato l'idea capitalista, certo che tu diffidi e cerchi mors tua vita mea, invece l'economia civile è al contrario, homo homini natura amicus, ogni uomo per natura è amico dell'altro, allora tutto cambia. Allora, il primo consiglio per iniziare a lavorare tutti col sorriso? Allora, pensare agli altri, quindi vedere ogni persona, ogni opportunità come un dono, anche in una difficoltà. E allora se tu vedi quello, a me succede a volte magari mi alzo la mattina, magari vado al bar, vedo magari la persona che di fretta ti deve dare il caffè con la testa bassa, ti accorgi che lei è una persona, la guardi negli occhi e la ringrazi, lei ti sorride, lei comincia bene la giornata e io pure. Perché questa spiegazione, c'è l'amore contagioso e fa star bene, conviene. Una bella giornata, Simona. Sì, davvero molto, molto bella, siamo molto contenti per la partecipazione e anche per la qualità degli interventi. Siamo contenti perché davvero questa sera i protagonisti sono stati i soci delle cooperative, il loro lavoro e il valore del loro lavoro e il valore del lavoro che insieme facciamo e della ricaduta positiva che ha sulla collettività, che è il nostro obiettivo. È stato sottolineato più volte. È stato sottolineato più volte dai rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, dagli imprenditori che collaborano con noi, in un abbraccio davvero sinergico, perché poi di questo abbiamo bisogno di sentirci coinvolti tutti insieme in un progetto comune e abbiamo bisogno appunto di darci energia uno con l'altro. Per me questa sera è stata davvero una serata che mi ridà motivazione e forza per andare avanti in questo progetto ambizioso di un'economia civile che sia espressione di un territorio e per il benessere delle persone. La presentazione del bilancio sociale come slancio per andare avanti con più determinazione ogni anno. Sì. Come dicevo durante la presentazione, sono i periodi stranamente più difficili, no? Quelli che girano intorno a un'uscita pubblica, che poi a noi agitano sempre molto, perché a parte che parlare davanti qualcuno diceva nessuno è profeta in patria. No? E comunque a me è sembrato della giornata di oggi che è intervenuto un ospite di una struttura psichiatrica ed è intervenuto un professore universitario. Mi sembra che abbiano dato un pari contributo, veramente. Poi molto partecipata. Eh sì, molto partecipata. Qualche seggiola vuota c'era, a noi dispiace, infatti abbiamo invitato alla fine a chi c'era a dire l'anno prossimo venite, alle seggiole vuote che avevano di fianco. No, ma c'è stata tanta partecipazione che è stata sul palco con tante testimonianze. Avete voluto percorrere tante giornate in un'unica giornata. È vero, è vero. Sì, ci hanno dato una mano tutti, anche quelli che erano anche la Paola Pastorelli, la giornalista, è stato veramente molto bello. Simona, sì. Il sorriso oggi, insomma, come dicevano già altri, bisogna portarlo avanti. Sì, il sorriso bisogna portarlo avanti, bisogna credere profondamente in quello che si fa e direi che questo è il messaggio che questa sera da più parti abbiamo lanciato anche verso i giovani e le giovani generazioni. Noi siamo un'organizzazione fatta di cooperative sociali, non c'è un padrone di queste imprese, i protagonisti sono i soci e sono loro e soprattutto i soci giovani quelli che poi porteranno avanti i valori che sono i valori fondativi delle nostre imprese, ma sono anche proprio quelli che vogliamo portare nel futuro. Intanto anche Maurizio ormai con le telecamere comincia a prendere un po' più di amicizia. Sì, lo costringiamo.
Maurizio. Piano piano. Sono nato per andare a essere sul palco, davanti a un obiettivo. Bene, allora buon anno. Grazie. Grazie. Ci vediamo il prossimo anno, speriamo con nuovi risultati, magari di una nuova ricerca. Impresa sociale come strada anche per i giovani? Ma assolutamente, perché dico questo? Perché l'impresa sociale intanto è un'evoluzione della cooperazione sociale, può attirare interessi capitali e soprattutto è un'attivazione molto locale, di sviluppo locale. Oggi c'è bisogno di idee, c'è bisogno di energia, di adrenalina per affrontare anche con strumenti nuovi, pensiamo al digitale, alla tecnologia di cui i giovani oggi padroneggiano questi strumenti e possono entrare nel mercato in maniera diversa. Oggi le domande principali della comunità sono prima di tutto il lavoro, ma anche casa, mobilità, accesso alla sanità, all'educazione, alla cura delle persone. La valorizzazione del territorio, pensate all'ambiente, all'agricoltura, cioè un valore aggiunto. Oggi si può vendere ciò che ha più valore e io credo che i giovani possono rimanere nelle comunità mettendo a frutto quello che è anche il loro percorso formativo e restituendo qualcosa alla propria comunità, realizzarsi tramite, con un'idea che c'è dietro, perché l'impresa sociale consente il profitto, ma questo profitto non è previsto che venga distribuito solo dagli azionisti, ma che ritorni proprio al territorio stesso. È un modo per realizzare se stessi e la propria comunità, mettendo a frutto quelle che sono le nuove competenze. Leggevo una pubblicità dello IULM, l'Università sulla Comunicazione, che diceva che i 10 lavori più ricercati oggi, 8 anni fa non esistevano. È chiaro che se si ragiona in questa maniera non possiamo che pensare alle nuove generazioni. Il futuro di sviluppo delle comunità è tenerli agganciati alle comunità perché le aggancino al mondo. Qual è secondo lei la motivazione da portare un giovane che rifletta su questi temi? Ma io credo che i giovani oggi siano già orientati a riflettere su alcuni temi, quelli che riguardano proprio il loro quotidiano. Io facevo degli esempi poco fa, lo vedo anche con i miei figli, cioè non hanno ambizioni di avere la cosa di lusso, arrivare dove gli altri non possono arrivare. Hanno l'ambizione di fare cose che gli interessano, che gli diano senso, che gli riempiano la vita. E da questo punto di vista anche i loro consumi, il loro modo di viaggiare anche. Pensate, questa generazione è una generazione che conosce già il mondo. Ragazzi di 25 anni che hanno già girato i 4 lati del mondo perché i costi glielo permettono, conoscono le altre culture, hanno desideri, si pensano già come uomini mondo, non sono... però allo stesso tempo sentono la radice della propria comunità. Ecco. Io credo che l'impresa sociale è l'opportunità che tiene insieme questi due poli, la comunità e il mondo. Fare impresa oggi è globale, quindi per forza di cose è veramente una strada per loro possibile. Per chiudere, lei nell'intervento ci faceva riflettere su l'affidarsi. Oggi manca un po' a chi? Manca l'affidarsi perché negli anni passati siamo abituati a generazioni a riconoscersi un'identità e quindi c'erano dei luoghi identitari nei quali solo il fatto di io entrarci sentivo senso di appartenenza e tutto ciò che avveniva in quei luoghi mi dava sicurezza. Oggi questi luoghi hanno perso, ahimè, loro reputazione, credibilità e vanno ricostruiti. E forse oggi l'identità si costruisce intorno degli oggetti, degli interessi comuni. Bisogna aggregare questi interessi dove le persone possono ritrovare e anche ricostruire dei luoghi che probabilmente non saranno più quelli di prima. Però passa sempre dalle persone questa cosa, dalla loro capacità anche di donarsi, di creare quei legami che siano veramente quelli che contano. Se pensate anche, si parla molto male anche a volte anche dei social che sono dei luoghi spesso e volentieri di insulto, di allontanamento, invece sono anche dei luoghi di avvicinamento se pensiamo. Magari uno va a cercare chi ha avuto, ho visto anche sul tema delle grandi malattie, persone che si scambiano esperienze, si ritrovano lì, ricostruiscono dei legami veri magari a distanza anche di centinaia di chilometri. Ecco, bisogna avere
la pazienza di riconnettere queste opportunità e centrare appunto queste connessioni sui bisogni veri delle persone, perché comunque le persone sanno riconoscere laddove c'è qualcuno che li sappia ascoltare veramente e sappia interessarsi a loro. È lì che va ricostruita la ripetizione dei luoghi. In questo un gioco primario credo possa essere una parrocchia, un movimento. Ah, assolutamente sì, perché è rimasto forse sempre uguale, no? Sì, anche lì ha avuto delle trasformazioni. Come senso, no? Il senso rimane lo stesso. Cambiano i linguaggi, cambiano la modalità. Io credo che sia anche l'ultimo sinodo sui giovani abbia interpellato la Chiesa da questo punto di vista. C'è bisogno di un linguaggio diverso, sia più comprensibile, più avvicinabile, più masticabile, soprattutto dalle nuove generazioni che altrimenti rischiamo di vedere troppo lontani da quella che è anche un'idea più generale di Chiesa. In questo l'esperienza personale cosa dice? L'esperienza personale mi dice che i giovani hanno innata questa vocazione all'infinito, che oggi hanno visto un po' tradita da un mondo che è rimasto molto conservatore e che quindi anche rispetto alla Chiesa italiana che sta cercando nella sua dimensione di agganciare i giovani, e quando parlo di linguaggio non parlo solamente di un momento di linguaggio strumentale, ma proprio di essere vicini a quelle che sono le aspirazioni dei giovani oggi, che sono la ricerca di legami veri, di legami forti, di legami di senso. Non possiamo nasconderci verso vecchi riti, e non intendo solo quelli liturgici, ma proprio come approccio, come avvicinamento. E quindi anche la Chiesa può tornare a essere un luogo di centralità, però deve ridare protagonismo ai giovani, non possono essere degli argomenti da trattare. Gli vanno spalancate le porte, gli vanno messo in mano un microfono, gli va messo in mano anche la responsabilità di assumersi l'idea di costruire qualcosa. Bisogna fidarsi. Il lavoro genera valore? Sì, non sempre, non è immediato che il lavoro generi valore. Ci sono anzi lavori che generano disvalore, che distruggono valore pur creando ricchezza. Gli esempi classici sono la produzione delle armi, il gioco d'azzardo, le imprese che inquinano, la finanza speculativa e così via. Quindi non basta pensare al lavoro per avere una soluzione per produrre valore. Quello che abbiamo visto stasera invece con l'esperienza del Consorzio Tassano, del gruppo Tassano, è un modello differente, un modello che realmente unisce il lavoro alla produzione di valore. Perché? Perché il lavoro di cui abbiamo parlato e che appunto queste imprese mettono in campo ogni giorno è un lavoro che produce inclusione, un lavoro che produce dignità, è un lavoro che produce a fianco alla ricchezza e all'interazione nel mercato, produce dei valori immateriali che pure sono importantissimi, sono forme di capitale, coesione, fiducia, autostima e tanti altri fattori, tante altre forme realmente di beni economici che, siccome sono difficili da misurare, spesso trascuriamo. Valori che in qualsiasi impresa bisognerebbe mettere in campo. Sì, questo assolutamente. C'è il fondatore della Hewlett Packard, David Packard, racconta sempre che quando lui lavorava alla General Motors, alla General Electric, i capi pensavano che gli operai fossero tutti ladri e quindi chiudevano gli strumenti e i pezzi nei magazzini a chiave e gli operai facevano a gara a chi ne rubava di più. Quando lui è andato, ha fondato appunto la Hewlett Packard, ha tenuto conto di questa lezione e ha detto: noi abbiamo creato fiducia dando fiducia e abbiamo risparmiato 2 volte, uno perché i nostri operai non rubavano i pezzi e 2 perché non dovevamo pagare le guardie che controllassero gli operai. Quindi la fiducia in questo senso ha un valore generativo e queste imprese lo sanno bene e lo applicano in maniera eccellente. Ecco, un bilancio sociale come una presentazione che fa ormai, questo è il secondo anno, il gruppo Tassano, quale può essere il valore? No, i valori sono tanti, 2 in particolare. Il primo è che
Ogni bilancio sociale è un'occasione per guardarsi dentro, no? Per capire da dove si è partiti, che cosa si è raggiunto, quali sono gli obiettivi raggiunti e quali sono gli obiettivi che ci si dà. Quindi è una radiografia, diciamo, che aiuta a fare una diagnosi profonda, che aiuta moltissimo. Il secondo elemento è quello di dar conto alla comunità nella quale si opera di ciò che si è fatto, e questo serve per insegnare in qualche modo, non paternalisticamente, ma dare l'idea alla comunità, che è fatta dai decisori politici, è fatta dagli utenti, che è fatta dall'ambiente in generale, qual è il valore vero di queste imprese, che non fanno solo diciamo, inclusione lavorativa, non danno solo dei servizi, ma generano e fanno fiorire un territorio intero.